E qui a Cantiamo Napoli, Tony Marciano, ciao! Ciao Vanessa! Come va? Tutto bene, alla grande. Allora, sei tutto emozionato, tante belle novità, stavamo parlando, ci stavamo raccontando, perché tu ti racconterai a teatro. Sì. Il 18 dicembre? Al Politeama di Torre Annunziata. Tony Marciano Story. Sì. Lo intitoliamo così, Sì, ok? sì. Tony Marciano Story. Sì. E per ogni informazione su Teleangri il 4 dicembre tu farai una diretta. Sì, e ne parleremo ancora meglio di questo. Dove spiegherai ancora di più quello che succederà questo 18 dicembre, il caos. Tony. Sì, è un marciano che si racconta, la storia mia, mi racconto con le mie canzoni che partono, cioè, da anni indietro. Principio. Bravo, da anni indietro fino a mo', che sto Fino vicino adesso, a te. certo. Ok, brava. Quindi troveremo tutte Sarà... le sfaccettature, tutte le varie canzoni, Bravo, sarà tutti i vari artisti che interverranno, sì, che hanno partecipato con te, sì, tanti ospiti, sì, al solo prezzo di 10 euro. Sì, 10 euro, sì, questo marciano che racconta la sua storia in un modo spettacolare, bravo, perché sarà uno spettacolo indimenticabile, sono proprio convinto proprio. Io ne sono sicura. Ci sarà una novità. Ne sono sicura, dammi la mano. Sì. Ne sono sicurissima. Poi vieni pure tu con la tua sì, telecamera sì. che riprenderai faremo tutto lo spettacolo. special, tante belle cose. La regia e l'organizzazione di Franco e Mario Trani, è stato scritto proprio da Mario questo spettacolo, questo musical che cose. racconta la mia storia. Tantissime belle cose, tutti i numeri che usciranno adesso sopra impressione, potete chiamare. Possono chiamare al 339 22 95 852, risponderà Mario Trani e vi darà tutte le informazioni possibili. Per la vendita dei biglietti, sì, per questo spettacolo. sì. Invece adesso al Cantiamo Napoli che cosa ci fai ascoltare? Al Cantiamo Napoli presento una canzone che fa parte di questo mio nuovo CD che si intitola Ragazzo del Sud. Sì. La canzone è stata scritta per la mia mamma che non c'è più e si chiama proprio così, una lettera, ed è bellissima, la voglio dedicare a tutti quelli che non hanno la mamma come non ce l'ho io. E quindi ci mettiamo tutti quanti lì perché adesso ascolteremo questo fantastico brano, la tua magnifica voce. Che è una lettera, però c'è pure un altro brano, un brano okay. che ho registrato, sì. È molto bello, si chiama Fammi Vedere. Fammi Vedere. Sì, possono ascoltare qui a Cantiamo Napoli e io ne approfitto pure per salutare la famiglia Criscuolo, certo. Ad Alfonso e Enzo, un bacio a tutta l'equipe Criscuolo di Cantiamo Napoli. E quindi accomodiamoci lì? Sì, dicendo Cantiamo Napoli. Mi trema mano sulla pensa, chissà che te volesse raccontare, che basta voglio non sai che scrivere, ma è l'unica che mi può far parlare. Mamma, ti sto scrivendo questa lettera perché finalmente ti voglio dire la verità. Non ne ho vero che stiamo a faticare. Oi mamma mia, dimmi perché sta cattiveria ti l'ha fatta proprio a me, che ti intocca nessuno ma te pietà quando si perde a qualcuno. Senza manca libertà, se quando torno non ci stai mamma, sta mala compagnia che m'ha portato, sta pena sto scontando ostinata. Per non fame non ha parlato, però oggi perso a te mi sono penduto.
sta lettera a chi l'ha già consegnata. Lampada vise chi da può portare. Oi mamma mia, dimmi perché sta cattiveria ti l'ha fatta proprio a me, che ti intocca nessuno mai, tieni pietà quando si perde a coccherone, non tiene senza manca libertà, se quando torno non ci stai mamma. Volesse che non fosse verità, e quando è sceso trovassi a te mamma.